Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. Oggi vi portiamo in un cantiere edile, dove un possibile infortunio grave è stato evitato grazie alla prontezza di una figura poco conosciuta e spesso sottovalutata: il preposto. Era un martedì come tanti in un cantiere della terraferma veneziana. Si stavano montando le armature per una gettata in quota. Andrea, operaio esperto, era lì dalle 7 del mattino. Aveva fatto colazione di corsa e la testa era già piena di pensieri. Il giorno prima erano arrivate nuove scadenze e la pressione era veramente tanta. Il ponteggio al terzo piano dovevano finirlo entro le 11, altrimenti il getto di calcestruzzo sarebbe slittato. Il capocantiere non c'era ancora e alcuni colleghi avevano cominciato a lavorare anche senza imbracature. Solo 5 minuti, dicevano. Andrea controvoglia stava per seguirli. Aveva già messo un piede sulla tavola quando ha sentito una voce ferma alle sue spalle. «Andrea, fermo! Dove vai senza imbracatura?» Era Marco, il preposto, un uomo calmo, preciso, rispettato da tutti ma mai autoritario. Non era lì per controllare con il fischietto, ma per garantire che ognuno tornasse a casa sano ogni sera. «Solo un attimo, devo fissare quei ferri, ci metto niente!» Marco si è avvicinato, si è messo al suo fianco. «Andrea, lo sai, non è mai solo un attimo. Se scivoli e cadi, anche da 3 metri, finisci all'ospedale o peggio. Ma vale davvero la pena di rischiare?» Gli altri si sono fermati, uno alla volta. Sono scesi a indossare l'imbracatura. Proprio mentre Andrea agganciava il moschettone alla linea vita, una tavola di legno messa male e non fissata ha ceduto sotto il suo peso. È scivolata via come ghiaccio sotto i piedi. Andrea ha perso l'equilibrio e per un attimo ha visto il vuoto sotto di sé. Ma grazie al dispositivo di sicurezza e al corretto aggancio è rimasto sospeso a mezz'aria. Spaventato ma salvo. Marco era già lì sotto pronto a intervenire. Lo ha aiutato a tornare sulla pedana e solo allora ha parlato. «Hai visto? Questo è il motivo per cui rompo sempre con le regole». Andrea non ha detto nulla, ma quello sguardo valeva più di 100 parole. Quello che poteva essere un tragico incidente si è trasformato in una lezione per tutto il cantiere. Non solo per Andrea, ma per tutti i colleghi che avevano preso sotto gamba una semplice regola. Marco, come preposto, ha fatto il suo dovere, ma lo ha fatto con competenza, con empatia, con autorevolezza. È questo il cuore del suo ruolo. Controllare, far osservare, vigilare, sì, ma soprattutto educare e proteggere. Il preposto non è un sorvegliante, è un riferimento che svolge il proprio lavoro rispettando gli altri e facendosi rispettare. È l'anello di collegamento tra le norme di legge, le direttive del datore di lavoro e la pratica quotidiana. È la persona che vede prima degli altri un pericolo e lo affronta con decisione, sospendendo, quando necessario, lavorazione e attività, al fine di garantire la sicurezza di tutti e la serenità di un lavoro senza preoccupazioni. In pochi minuti avete ascoltato una storia semplice, ma allo stesso tempo ricca di insegnamenti. Una storia che ci ricorda che la sicurezza non è un ostacolo alla produttività, è la condizione per cui lavorare ha davvero senso. E oggi, grazie a Marco, un preposto attento, un uomo che ha fatto il suo lavoro con coscienza, Andrea è tornato a casa. Alla prossima storia su Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi, parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.